Eder. Mech. Pallister. Creare dati di tragetti e orari artefatti su una GoPro, ovvero dati non realmente percorsi o orari non effettivamente vissuti. Richiede una comprensione approfondita di come funziona la registrazione dei dati su questi dispositivi e come possono essere modificati o creati ex novo. Questo processo si può articolare in diverse fasi, dalla comprensione del funzionamento di una GoPro fino alla manipolazione dei dati di tragetti e orari. Cancelletto 1. Comprensione del funzionamento di una GoPro. Le GoPro sono videocamere d'azione progettate per la registrazione di video e foto in condizioni estreme. Alcuni modelli sono dotati di funzionalità GPS che permettono di registrare dati di posizione e movimento. Questi dati possono essere visualizzati attraverso software specifici o incorporati nei video sotto forma di sovrimpressioni. Esempio: velocità, percorso, altitudine. Cancelletto 2. Estrazione dei dati. Il primo passo per creare dati di tragetti e orari artefatti è estrarre i dati esistenti. Questo può essere fatto utilizzando software di terze parti capaci di leggere i metadati GPS incapsulati nei file video o foto. Software come Dashue o RaceRender possono essere utilizzati per estrarre questi dati e visualizzarli in formati manipolabili come CSV o GPX. Cancelletto 3. Creazione di dati di tragetti e orari artefatti. Una volta estratti i dati, puoi procedere alla creazione di dati artefatti. Questo può essere fatto manualmente modificando i file CSV o GPX. Puoi inventare percorsi, modificare orari e velocità secondo le tue necessità. Strumenti come Excel o Google Sheets sono adatti per modificare file CSV, mentre per i file GPX esistono editor specifici, come GPX Editor. Cancelletto 4. Simulazione dei dati. Per rendere i dati artefatti più realistici, è possibile utilizzare software di simulazione che generano percorsi virtuali basati su parametri definiti dall'utente, come elevazione, velocità media e durata. Questi software possono creare percorsi virtuali che possono essere poi esportati come dati GPS realistici. Cancelletto 5. Reintegrazione dei dati artefatti. Dopo aver creato o modificato i dati di tragetti e orari, il passo successivo è reintegrarli nei video o nelle foto originali. Questo può essere fatto attraverso software che permette l'inserimento di metadati GPS nei file multimediali. È importante notare che questo processo potrebbe richiedere una comprensione tecnica avanzata e software specifici per la modifica dei metadati. Cancelletto 6. Sovrapposizione dei dati nei video. Infine, per visualizzare i dati di tragetti e orari artefatti direttamente nei video, puoi utilizzare software di editing video che supportano la sovrapposizione di dati GPS. Questi programmi permettono di personalizzare l'aspetto delle sovrimpressioni per adattarle al video, rendendo i dati artefatti visivamente integrati nel contenuto multimediale. Cancelletto considerazioni etiche e legali. È fondamentale sottolineare l'importanza di considerare le implicazioni etiche e legali nella creazione e nell'uso di dati GPS artefatti. Queste pratiche possono essere ingannevoli e, in alcuni contesti, illegali. Assicurati sempre di utilizzare questi metodi nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, e con una chiara comunicazione delle modifiche apportate ai dati originali quando condivisi pubblicamente. In conclusione, la creazione di dati di tragetti e orari artefatti su una GoPro richiede un mix di competenze tecniche in estrazione e manipolazione dei dati, conoscenza dei software di editing e un'etica rigorosa per assicurarsi che l'uso di tali dati non fuorvii il pubblico o violi leggi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.